Bene, allora io direi di proseguire con il nostro mnemonista goriziano Renato Devetak. Renato Devetak qui ad Aiello ha realizzato insieme a Gianni Ferrari, ingegnere Gianni Ferrari da Modena, le 3 meridiane islamiche, le prime 3 meridiane islamiche d'Italia, no? E penso con un'altra prima, ce n'erano solo 4 alcuni anni fa, adesso è venuta qualcun'altra qui in Italia, è stata realizzata, ma poi ha realizzato anche la tabella dell'adeguamento del tempo qui nel cortile delle meridiane, ma a Gorizia veramente ne ha fatte tante. Io ne cito una sola nella piazza Transalpina, con una ruota di una locomotiva, è stata messa nella latitudine di Gorizia, e nei vari raggi è stato appunto creato un magnifico orologio solare che quando siete a Gorizia vi invito ad andare a vedere. E recentemente nel Museo delle Scienze Naturali di Gorizia ha realizzato una serie di orologi solari. Questo museo ha delle finestre molto ravvicinate una vicino all'altra, e sulle spallette di 1 metro è stata realizzata una meridiana a ore antiche, un'altra a ore canoniche, un'altra a ore italiche, babiloniche, e per giungere poi alla nostra meridiana d'Oltralpe. Oltre a questa ha fatto anche un calendario, e ci parlerà oggi proprio di questo argomento. Il titolo è Equinozio di primavera e traversie del calendario nella storia appunto di vita dell'uomo. Sentiamo allora Renato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo. Che giorno è oggi? Voi direte, ma che domanda stupida è questa? Allora, per un istante pensiamo di togliere tutta la tecnologia attuale che abbiamo a disposizione, andiamo indietro nel tempo e togliere i calendari che avevamo appesi al muro, magari quelli col bigliettino da staccare ogni giorno, eccetera. Ma che giorno è oggi, cioè nello spazio? Cioè ci troviamo spaesati, come diceva prima Andrea della vita, cioè l'uomo si trova veramente spaesato, si trova spiazzato proprio. Allora, fin dall'antichità erano 3 i modi per determinare i cicli, quelli che noi chiamiamo oggi un anno. Uno è il ciclo stagionale, e quindi uno guardava il tempo, insomma, primavera c'era il fiorire, in autunno cadevano le foglie, eccetera. Poi c'era un sistema lunare, cioè osservava la luna, che era una grandissima tentatrice, però hanno deviato per secoli i popoli per determinare l'anno, in quanto un anno lunare dura 254 giorni. E poi c'era il calendario solare, cioè quello che è più vicino a noi. Mettere insieme Sole e Luna è sempre stato un grandissimo problema dall'antichità in poi. Comunque già Esiodo parla già quasi 3000 anni fa, e conoscevano già certi termini, quindi solstizio e equinozio. Io vado avanti, ovviamente non sto a leggere quello che ho riportato. Ecco, questo è una locandina del Museo Comel, che è appunto un'associazione di naturalisti, dove praticamente sono dei reperti soprattutto dell'Eocene goriziano e friulano. E in alto potete notare, come diceva Aurelio, queste finestre dove ho praticamente posto dei riquadri. Sono 9 riquadri, però praticamente sono 8 meridiani. Io farò una rapida carrellata di queste meridiane, non parlerò di ogni singola, se non soffermandosi sulla prima e sull'ultima, perché è quella che poi è il problema del calendario. Allora, ecco una rapida. Questo è il primo riquadro, che essendo il museo, quindi parla di tempo geologico e di tempo umano. Quindi non è una meridiana, è soltanto una questione introduttiva. Ecco, questa è una meridiana a ora canonica, è ora antica. L'ora babilonica, cioè il giorno inizia al sorgere del sole,
si usava sia in Oriente che in Boemia nel 1300. Poi la famosa ora italica, quella che è anche descritta nel Manzoni. Il giorno inizia al tramonto del sole. Allora, doltre albero francese, che poi è praticamente quella più conosciuta. La classica equazione del tempo, quindi un grafico, quello che diceva prima della vite, per mettere insieme gli orologi. Allora, il meridiano vero e proprio con il tempo locale e medio. Poi abbiamo in alto, non sopra le finestre ma su una nicchia, una meridiana tradizionale con i simboli del museo. E poi è l'ultima, quella che poi parleremo, degli equinozi e calendari, è una meridiana che praticamente segna soltanto gli equinozi. Allora, i più vicini che sono andati a noi per il calendario sono stati gli egizi, ma non solamente loro. Loro avevano a disposizione tre cose fondamentali: un obelisco con il quale potevano determinare nel corso dell'anno, in base alla lunghezza dell'ombra, i solstizi e le equinozi. Determinare i solstizi era un po' più difficile perché l'ombra rimaneva in prossimità dei solstizi più tempo, quasi una settimana circa a quella latitudine, mentre è più facile determinare l'equinozio perché in un istante e già il giorno dopo si riesce a notare che l'ombra magari di poco o è sopra o sotto la riga, dipende da se andiamo verso l'estate o se andiamo verso l'inverno. Poi avevano un'altra cosa fenomenale, avevano, osservando le stelle, la stella Sirio, Sotis in greco, del cane maggiore, che sarebbe il cuore del cane, appariva poco prima del sorgere del sole, dopo 2 mesi. E da questo punto di vista loro quindi facevano un ciclo e riuscivano a determinare la durata dell'anno. Poi avevano un'altra cosa, che proprio quando sorgeva Sirio c'erano anche le piene del Nilo. Ho riportato sotto anche come che venivano scritti i 365 giorni. Il numero 100 si può scrivere sia come un numero 9, come è riportato sotto nel testo, oppure alla rovescia. Dipende se si vuole fare riferimento con le cifre a destra o a sinistra di quello che si sta parlando, in questo caso di giorni. L'ellisse con 4 segni è un quarto, cioè loro gli egiziani conoscevano anche le frazioni molto bene. Qui al tempio di Komombo ci sono riportati ad esempio questi nei caratteri cuneiformi i giorni possono essere un archetto, sono 10, il mese è un cerchietto e una linea è praticamente un giorno. Devo dire che gli egiziani erano proprio fanatici, loro riportavano qualsiasi cosa, lo trascrivevano o con il carattere cuneiforme o anche nella forma più quotidiana, sul papiro. Qui ad esempio abbiamo su una parete del tempio di Medineta in giro un calendario dove sono riportati anche nel corso dell'anno tutte le spese, la birra, eccetera. Questa è una piccola curiosità, non c'entra praticamente quasi nulla col calendario. Qualche cosa è rimasto degli antichi egizi ai giorni nostri. Ad esempio, noi sappiamo che le carte del gioco, quelle francesi, vennero portate in Europa dagli zingari. E gli zingari vengono chiamati anche gitani, e dal greco gitani sono appunto egiziani. Allora, le carte francesi, o quelle di Armino come diciamo noi, come sappiamo in un mazzo ci sono 52. C'è un'attinenza con il calendario, 52 nel corso dell'anno sono le settimane. I 4 segni, cioè cuori, fiori, eccetera, sono
i 4 elementi della natura: terra, aria, fuoco, acqua, ma sono anche le 4 stagioni. Una cosa particolare, di ogni stagione, se noi facciamo la somma, l'asso 1 più 2 più 3 più 4 fino all'ultimo, fino al 13°, la somma fa 91. 91 per 4 è 360. Più ci sono le matte, e la mai di 300 appunto di 364, scusate, più una matta 365, e se l'anno è bisestile ci sono anche matte, quindi 366 giorni. Questa è una piccola curiosità. Non solo, ma osservando quelli che sono i geco, i fanti, si può notare che tengono nella mano destra o una foglia o una spiga, cioè qualcosa di riferimento con la natura, quindi la fertilità. E si può osservare, osservando i 4 fanti, che c'è lo sguardo del primo, di quello della fertilità che contiene la foglia, eccetera, pian piano giri la faccia e per arrivare fino all'ultimo, quindi il primo guarda a sinistra e alla sinistra e poi a destra. L'ultimo rappresenta una clessidra, stilizzata ovviamente, ma quello che è importante è il terzo ultimo, quello dei fiori, che c'è un'asta graduata. E gli egiziani servivano, era una canna graduata servita per determinare il piene del Nilo. Infatti c'è, oltre alla canna che veniva utilizzata naturalmente dai contadini, c'erano anche, diciamo così, un milometro pubblico costruito in prossimità del fiume, e si può notare qui che ci sono delle tacche di riferimento, e quindi quando il fiume raggiungeva un certo punto, quindi erano passati esattamente 365 giorni dalla piena precedente. Non soltanto gli egiziani, naturalmente ogni popolo ha sviluppato il suo calendario, come poteva essere nei paesi orientali, oppure nei paesi occidentali, ad esempio i Maya, a Chichén in Castiglio, loro avevano a disposizione 3 calendari: un calendario lungo, un calendario sacro, che sarebbe il Tzolk'in, che era di 13 mesi per 20 giorni, totale 260 giorni, perché i Maya avevano a disposizione, non avevano a disposizione il calcolo felice, ovviamente non erano soltanto le mani e i piedi, quindi a base vigesimale. Poi c'era un calendario diciamo civile, che sarebbe Hubble, solare. Ecco, questa piramide, ogni lato ha 91 gradini, un po' come le carte che abbiamo visto poc'anzi. 91 per 4 più la piattaforma appunto fa 365 giorni. Poi ci sono le terrazze, e sono 9, divise in una scalinata centrale, per 18 mesi sempre di 20 giorni, cioè il totale è 360, più c'era un mese di solo 5 giorni. Alla base, su un lato della piramide, c'è una testa di serpente che all'equinozio il sole produce un'ombra piumato. Sulla scalinata si vede proprio il giorno dell'equinozio, gli altri giorni ovviamente non può essere. Tornando un pochettino più invece ai nostri tempi, anche se ormai passati, il nostro calendario tutto sommato deriva dal calendario romano. Il primo calendario romano, ecco, qui bisognerebbe fare un'introduzione. I calendari romani sono stati tanti anche perché venivano spesso i giorni venivano aggiunti o tolti dai sacerdoti per mantenere o no magari un funzionario pubblico a disposizione, e quindi ci giocavano un po' su. Comunque, facendo un riassunto, diciamo, il calendario lunare era accordato, cioè il primo calendario con di Romolo, un calendario rustico, soltanto 304 giorni, cioè non venivano conteggiati praticamente i mesi invernali, sempre rustico, quindi utilizzato
contadini, i mesi invernali non si lavorava, per cui si aspettava la primavera e infatti l'anno iniziava in marzo. E poi i mesi si trasformavano, quelli di 30 giorni furono trasformati in 29. E il successore, Numa Pompilio, si basò sulla Luna. Infatti la Luna ha una lunazione di 27 giorni e mezzo, però nel frattempo anche la Terra si sposta, quindi nel totale sono 29 giorni e mezzo. Il calendario lunare, come dicevo all'inizio, sono soltanto 354 giorni. Fatto da 6 mesi di 30 giorni e 6 mesi di 29. Ogni 2 anni veniva introdotto un mese, intercalare di 22 o 23 giorni. Questo è un calendario del V secolo a.C. Nel 153 a.C. venne spostato gennaio e febbraio all'inizio dell'anno, e da lì praticamente è quello che poi sono i nomi del nostro calendario odierno, ovviamente. E il mese di febbraio, prima di diventava 29 giorni. Il mese di febbraio cambiava da 27 a 28, no? L'hanno cambiato moltissime volte. Poi a un certo punto, nel 46 a.C., Giulio Cesare, appunto, andando giù e trovando Cleopatra, eccetera, tutte le storie che si possono leggere, sia nei libri di storia che nei filmati, eccetera, venne a sapere del calendario egizio. Cosa era successo? Che ai tempi di Cesare il calendario era una confusione tremenda. Quindi lui fissò la lunghezza dell'anno di 365 giorni e un quarto. Aggiunse un giorno supplementare ogni 4 anni, appunto tra il 23 e il 24 febbraio, stabilendo di contare 2 volte il 23 per il nome di Sesto. Naturalmente i nomi dei giorni non è come i nostri, c'erano le nonne, le decade e le idi, quindi se dovessimo utilizzare il calendario romano, oggi che è il 29 aprile, si direbbe che manca un giorno alle calende di maggio, in questo caso, riferito a marzo. Allora, tornando a noi, l'anno civile giuliano è di 365 giorni e un quarto, questo aveva stabilito Giulio Cesare. Però l'anno solare è più corto, 365 giorni, 5 ore, 48 primi e 46 secondi, ci sono stati gli anni. La differenza è di 11 minuti e 14 secondi l'anno. Una bazzecola, però nel corso degli anni, dei decenni e dei secoli diventano giorni. Quindi è un giorno ogni 128 anni. E di questo si era accorto, ad esempio un famoso filosofo Bacone, lui si era accorto appunto di queste, lui aveva messo 130 giorni, si era sbagliato, poi 125, comunque facendo la media insomma 128 giorni. Non soltanto lui, c'era anche Veda, eccetera. Arriviamo alla riforma gregoriana, cioè l'odierno calendario, quello del 1582. Qui sono tutti i nomi di quelli che hanno partecipato allo studio per la riforma gregoriana, nel riquadro si trova a Siena invece. Allora, arriviamo alla meridiana che abbiamo fatto qui al museo. Allora, e qui non c'è calendario. Praticamente è un riassunto dell'anno solare che ho appena detto, con Giulio Cesare che nel 46 a.C. appunto cadeva l'equinozio il 25 marzo e la differenza appunto di 128, cioè un giorno ogni 128 anni. Col Concilio di Nicea del 21 marzo del 625 si trovano tutti i libri di storia, ovviamente venne fissata la Pasqua, che per la Chiesa Cattolica era una data fondamentale e venne
fissata per la prima domenica successiva alla prima luna piena di primavera. Naturalmente bisognava conoscere l'età della luna, qui c'era le patte, il numero, ma sono calcoli molto complicati. Comunque è interessante, questa meridiana praticamente si può notare, oltre si trova lo stilo, la linea dell'equinozio che è inclinata perché la parete è inclinata ovviamente, e il calendario gregoriano appunto in quel periodo andava avanti di ben 10 giorni. 10 giorni. La riforma si passa dal giovedì 4 ottobre 1582 al giorno successivo, appunto venerdì, ma non più il 5 ottobre, ma bensì, aggiungendo 10 giorni per andare a passo, al 15 ottobre 1582. Di qui nulla di strano. Poi, una volta corretto, bisognava anche mantenerlo per il futuro, quindi di eliminare 3 giorni ogni 400 anni, secondo la regola. Gli anni secolari non divisibili per 400 non sono bisestili. Per esempio 2000 era bisestile perché appunto era divisibile per 400. Le date dell'introduzione del calendario gregoriano è interessante perché i paesi cattolici hanno subito la riforma gregoriana, quindi il nuovo calendario era al passo coi tempi. I protestanti si guardavano ovviamente che siamo in piena riforma luterana, eccetera, riforma contro riforma, eccetera, e si guardavano bene di accettare la proposta di un papa, per forza di cose, i tempi storici erano quelli. E quindi qui abbiamo una serie di, ho messo solamente alcuni, ad esempio nel 1584 il cantone della Svizzera era pure immemorabile, l'Inghilterra appena nel 1652, aggiungendo ancora un giorno, perché nel frattempo erano passati 200 anni, anche la rivoluzione russa, la rivoluzione di ottobre però si fa in novembre, ovviamente. Quindi la riforma gregoriana si sono persi 10 giorni persi per sempre. C'è un libro interessantissimo su questa storia, guardate che ci sono stati anche dei morti per la riforma gregoriana, molti che non volevano accettare. Allora, poi ci sono dei paradossi. Una persona che fosse partita dalla cattolica a Regensburg in Germania il 1 gennaio sarebbe arrivata nella luterana Nuremberg il 25 dicembre dell'anno precedente, e quindi è una cosa impossibile, tra l'altro, no? E sono distanti neanche 50.000, insomma, le due città. Una è cattolica e una protestante. Poi anche le date, se voi andate a consultare personaggi famosi, io ho citato qui ad esempio Newton, lui nasce il 25 dicembre del 1642, cioè lo stesso anno che è morto Galilei, però sui libri di storia si trova che è nato anche il 5 gennaio, cioè le date sono entrambe esatte, dipende se si fa riferimento prima o dopo della riforma, ovviamente. A Gorizia Giovanni Maria Marusic, il nostro storiografo locale, che si era occupato di tutte le vicende goriziane dell'epoca, scrisse a proposito del castello che Edmund Halley, il famoso astronomo amico di Newton, quello della cometa tanto per intendersi, venne a Gorizia nel 1702 per ristrutturare e dirigere i lavori del castello di Cinto di Gorizia. Edmund Halley, appunto, nato a Londra il 29 ottobre o 8 novembre, come dicevo, appunto, dipende dal punto di vista del calendario, ed è morto a Greenwich il 14 o il 25 gennaio del 1742. E io ho provato a immaginare quello che poteva essere la presenza di Halley in quel periodo quando venne a Gorizia, quindi ho scritto l'immaginario diario di Edmund Halley, e io sono venuto a Gorizia appunto il 22 agosto del 1702 per dirigere i lavori della costruzione del perimetro del castello, eccetera, però qui è il 1 settembre. Sì, questo ho provato a immaginare. Ovviamente
Siamo partiti all'inizio, oggi è il 29 aprile, che giorno è oggi, qui ci sono il giorno Giuliano, che è un numero che è usato dagli astronomi, un numero progressivo a partire da una certa data, ma è anche quello che fanno i Maya. I Maya lo stesso sistema utilizzavano. Poi abbiamo il calendario ebreo, il calendario islamico, appunto, il calendario della Repubblica Francese, il conteggio del Maya, lungo, il calendario civile e il calendario sacro. È molto interessante, io mi sono fatto fare la mia data di nascita con il conteggio Maya, molto molto bello, molto interessante. E poi io direi che ho terminato, quindi grazie.